tra tutti. Mi fa piacere essere qui, il servizio è già stato avviato, però ci tenevo a fare questo evento proprio anche per chiedere ai giornalisti presenti di scrivere, di promuoverlo e di chiedere a voi di aiutarci a rendere sempre più conosciuta questa opportunità, perché se i molti ciclisti, e ne approfitto per salutare i ciclisti che sono qui presenti, che l'anno scorso sono andati a portare un po' di Veneto in Sardegna ad Arborea, e prima mi hanno parlato di un altro progetto che hanno intenzione di portare avanti, ed è quella promozione del territorio sana, di chi vive il territorio e di chi ama raccontarlo per far sì che qualcun altro lo possa vivere, perché quando tu giri un territorio sì, perché già c'è il rimbombo, con voi che parlate c'è proprio questo mi ha fatto perdere il filo, Presidente. No, però, allora, il Parco del Delta del Po noi stiamo investendo tantissimo sui percorsi ciclabili, perché credo che il grande potenziale che ha questo territorio è di farsi conoscere in tutta la sua meraviglia, in tutto il suo splendore, e farlo in bicicletta è il modo migliore per poter guardarlo con consapevolezza, perché la bicicletta ti dà quelle opportunità che qualsiasi altro mezzo di mobilità non ti dà, perché ti dà la possibilità veramente di viverlo in tutto il suo splendore. Questi passi barca permettono di collegare anche i vari territori tra di loro. Prima parlavo con chi gestisce, dove è andato? Chi gestisce il servizio? Eccolo qua, vieni qua. Perché insomma dopo è vero, vieni, è vero che noi mettiamo i soldi, però è anche vero che dopo che mettiamo i soldi ci piace anche sapere se comunque il servizio cresce ed è apprezzato. E prima ricordami il tuo nome, Edoardo mi diceva, insomma il primo anno abbiamo fatto 2000 passaggi, l'anno scorso abbiamo fatto 3000 passaggi, quest'anno ne abbiamo già fatti 800, quindi insomma si presume che sarà una bella estate, ma è solo una questione di farlo conoscere. Ovviamente l'abbiamo sempre detto, non possiamo puntare a chissà quali numeri, però se il servizio cresce e la domanda cresce c'è la possibilità anche magari di farlo un po' più spesso e di programmarlo in maniera ancora più concreta, diciamo, e pragmatica rispetto alle necessità. Quindi io veramente vi ringrazio anche perché quando racconto la mia esperienza a Rovigo dico sempre una cosa: ci sono province, non faccio il nome, dove quando fai un'inaugurazione anche di tanti soldi, la gratitudine tu non la vedi mai, ma vedi sempre l'elenco di quello che manca. A Rovigo no, a Rovigo a me insomma è capitato a Giaciano di Baruchella di inaugurare un ponte di 30 metri, 30-40 metri ed essere accolta dalla banda, ok? Voi avete questa capacità, voi la dovete smettere di dire che questa è una terra depressa, non è una terra depressa, è una terra bellissima che ha tanto da dire. Dovete, sì, soprattutto Rudy pressa, ecco, diciamo che ha detto una terra che pressa, l'ha detto proprio la persona in primis che pressa, ok? Però veramente cercate di raccontare la vostra terra con un atteggiamento positivo, perché avete tanto da dire. Io vengo dalla Bassa Veronese, da quando sono in regione vi devo dire sta cosa, quando mi dicevano ma lei da dove viene? Dalla Bassa Veronese, mi guardava storzendo la bocca da tutte le parti, la Bassa Veronese non è degna di, quindi io ho abolito il termine bassa perché non lo voglio più sentire, parlo di pianura veronese, vengo dalla pianura veronese, fine, ma veramente, ma proprio perché l'ho vissuta anch'io. Siate orgogliosi del territorio dove vivete, siete già orgogliosi perché io lo vedo nelle tante inaugurazioni che faccio, ma siate orgogliosi anche all'esterno perché avete veramente tanto da dire, e i percorsi ciclabili sono molto probabilmente un volano che vi porterà in alto. Poi sono contenta che Paco abbia parlato di altri punti
dove ci possono essere i punti passaggi barca, altri 14, sono tanti, e però ti permettono veramente di poterlo vedere tutto, e il delta è meraviglioso.